cutia e tu schifiosa ti sta ascoltando a mia, ma ci facciamo ogni caretta mia, c'è tu di l'arma mia, l'amore mio sei tu, l'amore mio sei tu. Calandra e Calandra! E allora, sì, mettetevi a posto, sedetevi pure. Calandra e Calandra, un tempo si chiamavano in un altro modo, però si cambiano i partiti perché non dovete cambiare nome voi. Mettilo un po' più basso il microfono, altrimenti si sente quando inghiotti lo sputo e la gente si sconcerta e non si può fare questa cosa. Siamo venuti qua per fare sconcertare, per presentare un lavoro importante. Sì. Mi avvicino, ecco, perché il tuo collega e fratello dorme a questo. Allora, presentiamo questo disco. Io sono un po' più sveglio. Sei più sveglio, ma di tuo, diciamo. Cioè, sì, non è una cosa. Sì. Allora, inghippi tecnici. Allora, siamo venuti qua a presentare Sicilia Incantata, visto che si parla tanto. Scusa, sì. Sicilia Incantata. Allora, faccio vedere io Sicilia Incantata perché ci incantiamo qui. Parla pure, Maurizio caro. Sì, dicevo, è un progetto in cui abbiamo racchiuso 15, secondo noi, tra le più belle canzoni popolari della Sicilia, tutte rivisitate in chiave moderna. E in più come chicca, diciamo, c'è una poesia scritta dal vicario generale della provincia di Trapani e recitata... Che vi ha finanziato? No. È proprio un progetto nostro, tutto con soldi nostri, di tasca nostra. Autofinanziato. Quindi non avete mai rubato? Non abbiamo, ancora no. Allora, non ci siamo riusciti. Perché non hanno mai rubato? Dicevo, questo CD racchiude come chicca, diciamo, questa poesia che è stata recitata poi dall'attore e cabarettista Massimo Spata. Abbiamo fatto il mastering come si deve, è un bel progetto, un CD da regalare agli emigrati. Anche a Natale. Si presta benissimo. Compriamo questo disco a Natale. Caro Sergio, inquadra questo bel discotto qua. Questo va comprato a Natale perché non solo favoriamo la vendita e questi diventano ricchi come porci, certo, ma poi così gli editori siciliani diventano pure loro ricchi come? Come? Ricchi, no, non ci permettiamo con gli editori. Comunque vogliamo solo spendere un'altra parola e poi basta. Prego. Comunque la musica potrebbe essere, noi comunque vogliamo omaggiarti di questo. Scusa se posso tenerlo? Certo, ci mancherebbe. Poi ce lo dai. Ormai ha perso il microfono, tienilo così allora nel frattempo. No, volevamo dire solo che ora eventualmente la musica Carlo può essere quello che unisce effettivamente, a differenza delle situazioni politiche nord e sud, c'è Lega eccetera eccetera, noi possiamo essere tramite a unire quello che sono i siciliani che sono al nord effettivamente. Certo, non penso che comunque al nord ci siano anche siciliani che rinneghino la propria musica. Spero di no, abbiamo avuto diversi abbiamo avuto diversi contatti e molta gente, voglio dire, che si collega al nostro sito e che sta al nord effettivamente ci richiedono i CD, quindi comunque sono sempre legati alle nostre tradizioni, alle nostre culture. All'unisono, siamo abbiamo studiato ieri sera, ti giuro, e le nostre culture. Non ci siamo mossi sopra il libro. Eppure io non ci avrei scommesso che tu avevi studiato cultura nella vita. Neanche io, guarda, sinceramente. Comunque grazie di tutto. Voi sfondate una porta aperta perché Pino Prendi è sempre stato molto vicino alla cultura. Sappiamo di suo figlio che è un ottimo musicista e che anche lui soffre, devo dire il vero, a trovare spazi in questa terra complicata, anche se c'è il padrone re. Quando dice, forse è anche un difetto certe volte essere padre di un musicista e fare il parlamentario. Se vuole ci può anche adottare, dico, se può venire più facile. Allora, da stasera chiamatelo papà. Va bene, papà, ci sentiamo dopo e vediamo cosa portare insieme. Bene, allora, Pino Prendi, che si può fare per la cultura intanto per i giovani insieme, non solo per loro. Già se comprate 100 dischi fanno la giornata, chiamano alle relative famiglie e dice potete calare la pasta. Certo. Infatti noi siamo venuti qua per questo. Ma di questo argomento ne abbiamo parlato diverse assai, meglio la morte e non che sto dolore. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciatu de lume